Guardi, personalmente penso che si debbano presentare le dimissioni per un fatto di opportunità, nulla di personale contro il ministro Lupi. Per quel che riguarda l'inchiesta, i processi si celebrano all'interno dei tribunali e quindi spero che la magistratura, che ha assolutamente piena fiducia, lo faccia velocemente. Per Luca Zaia il ministro Lupi dovrebbe dimettersi. Il governatore commenta così la nuova ondata di arresti e il coinvolgimento nelle intercettazioni del titolare delle infrastrutture, che comunque non è iscritto nel registro degli indagati. Secondo la magistratura la cricca era in grado di pilotare appalti in tutta Italia. Zaia ha voluto ricordare che sotto la sua guida è stata istituita un'autorità anticorruzione all'interno della regione. Il governatore si è poi scagliato contro chi addebita all'attuale amministrazione la vicenda Mose. Beh, perché evidentemente ci sono dei ladri, dei disonesti, dei corrotti che a prescindere dall'opera, dall'entità dell'opera, cercano di guadagnare sulle opere. Dall'altro devo anche dire, voglio ricordare che Mose non è un'opera della Regione del Veneto. Sembrerà strano dirlo, ma questa è un'opera nazionale. La sfidante Alessandra Moretti intanto torna ad attaccare Zaia sulla sanità. Per la candidata del PD, 21 aziende socio-sanitarie sono troppe e promette un taglio drastico. Secondo la Moretti, poi, le liste d'attesa sono la punta dell'iceberg di un sistema che non funziona più e non garantisce più livelli di eccellenza. Possiamo risolvere tutto questo tornando a puntare sul territorio, conclude Moretti, con un progetto che si fondi sulle medicine di gruppo integrate. Ne vogliamo una ogni 15.000 abitanti, ossia 330 in tutto il Veneto.